porto. Allora, vediamo di aumentare il grado dei nostri uomini. Allora, rimane esclusivamente la provincia di Tignis, che è il nostro grande Segolazio, il nostro grande attore di Spider-Man, appena visualizzato come meglio crede, quindi non ci sono particolari problemi. Ovviamente abbiamo l'ultima flotta, l'ammiraglio Garcia, che detiene ovviamente la sua esera d'attacco appunto nei pressi del porto di Tignis. Vedremo un po' di gettare a terra l'ultima flotta getulica per definire finalmente il nostro controllo. Allora, mi avete fatto notare anche la cittadina di Cartago Nuova. Ovviamente la cittadina di Cartago Nuova appartiene adesso, la carta d'Ash appartiene decisamente a Cartago Nuova, però dobbiamo capire più o meno questi avversari in che zona si stanziano, i territori che hanno disponibili prima di conquistare questa zona e creare un vero e proprio impero unico con la nostra provincia. Allora, perché ovviamente, come potete vedere, la cittadina di Gadira detiene il possesso della regione solo con la cittadina di Kartuba, che ovviamente appartiene ai nostri grandi alleati. Mi avete consigliato di attuare, come dire, delle confederazioni con gli alleati, però adesso vi faccio vedere. Andando nella sezione diplomazia, se io volessi creare un bell'accordo di confederazione proprio con i nostri alleati storici, potete vedere che non è disponibile. Date un'occhiata, abbiamo esclusivamente disponibili questi accordi. Io credo che l'accordo della confederazione è disponibile solo con i tuoi alleati o addirittura con i popoli che sono fedeli a te stesso, uniti dallo stesso sangue. Ovviamente i Vivisci non appartengono a noi stessi, non sono legati dallo stesso sangue, e quindi io credo che tutti i popoli che appunto avevamo all'inizio, che si ritrovavano appunto intorno al territorio icenico, appunto con loro stessi potevamo siglare un accordo del genere, mentre come potete ben vedere con i Vivisci è impossibile siglare un accordo del genere. Quindi purtroppo i territori che loro hanno conquistato appartengono esclusivamente a loro stessi, però potete vedere che ci ritroviamo anche in ostilità con Cartago Nuova. Vediamo un po' che cosa condannano questi maledetti. Sconfinamenti contro Cartago Nuova, ma ovviamente non me ne può fregare di meno, perché ovviamente quel territorio ci interessa, quindi dobbiamo conquistarlo al più presto. Trattati con i Cantabri, Vivisci e Lusitani, ce l'hanno con i nostri alleati, e perché dobbiamo ovviamente elogiarli? Dobbiamo sicuramente farli a pezzettini. Quindi vediamo un po' adesso dove si ritrovano loro stessi. Diamo un'occhiata. Allora, Cartago Nuova. Allora, probabilmente questo deve essere appunto l'unico insediamento di questi nostri avversari, perché la cittadina, ovvero di Cartago, adesso appartiene alla Libia. Quindi adesso vediamo di radunare un bel gruppo di uomini per mettere al tappeto definitivamente questa cittadina. Allora, la nostra Roxanne da queste parti, vediamo se può ottenere qualche bella informazione. Intanto vediamo di convincere questo bel ragazzone a schierarsi dalla nostra parte, magari con una bella tentazione. La nostra amica è anche molto carina, l'abbiamo reclutata appunto nel nord dell'Inghilterra, viene dall'altra parte del mondo. Tentativo di manipolazione, stai cercando di raggirare un agente non ostile per convincerlo a unirsi alla tua fazione. Questo è un atto di guerra, come vuoi procedere? Allora, ovviamente abbiamo diversi eserciti da queste parti, ragazzi. Date un'occhiata, un esercito pronto appunto al combattimento. Attenzione ragazzi, perché questo esercito era diretto nella provincia avversaria, ovvero i Bossim. L'esercito di Tarraco non possiamo spostarlo da questa parte, perché ovviamente farebbe ridurre nettamente l'ordine pubblico all'interno di Tarraco. Quindi per adesso, ragazzi, non dichiariamo guerra a Cartago, ma ultimiamo le nostre conquiste. Abbiamo detto che ai Bossim dobbiamo conquistare la cittadina. Allora, io vedo che non è possibile sbarcare, come potete ben notare, il cursore del mouse appunto ce lo impedisce, quindi dobbiamo esclusivamente gettarci in un bel assedio navale. Allora, potete vedere, possiamo andare immediatamente da questa parte. Avanti, amico mio. Che succede? Andiamo a tutta manetta, a tutto gas. Perché non possiamo procedere? Ecco, potete vedere che è impossibile gettarci appunto da questa parte e far approdare la nostra imbarcazione al di sopra di questa riva. Dobbiamo esclusivamente conquistare il porto in maniera molto rapida. Allora, ovviamente gli avversari detengono di unità molto particolari. Hanno pliti cartaginesi, sono delle unità di tutto rispetto, sono dei ribelli appartenenti ovviamente a un'altra cultura, molto più potenti, ovviamente molto più esperti delle nostre unità, che provengono esclusivamente da un'altra regione, da un'altra mentalità. Hanno addirittura gli elefanti da guerra, che appartengono alla truppa generale del nostro grande comandante. Quindi io direi, ragazzi, per adesso di continuare il blocco navale, per adesso, e magari studiare una nuova strategia nei prossimi turni. Ok, intanto qui vediamo di regolare la situazione. Il nostro grande esercito di guerrieri del Guado ha ottenuto una buona quantità di abilità che possiamo sicuramente sostituire a quelle precedenti. Io direi di renderlo, come al solito, magari più autorevole, e sicuramente i costi dell'esercito diminuiranno nettamente con questa aggiunta, mentre ovviamente i nostri vincitori di Ubrauco vedranno di essere un pochino più come al solito autorevoli, per non fuggire nel combattimento e quindi durante il combattimento corpo a corpo. Bene, allora io direi, ragazzi, che per adesso può bastare così la nostra fase di conquista. Cerchiamo di passare il turno e quindi gettarci all'interno della prossima battaglia, magari in una conquista diretta dell'ultimo
l'ultimo baluardo ovviamente dei nostri cari e amati Getuli. Potete ben vedere che i nostri ragazzi proprio all'inizio del 163 a.C. si sono fatti sotto, ovvero un bel sabotaggio, una bella quantità di pupù, di topo è arrivata nelle piene tazze dei nostri grandi militari, e proprio a Gadir è arrivato questa sorta di messaggio da parte degli avversari. Ovviamente era una notizia che potevamo aspettarci, però attenzione, tanto Segolazio è stato nuovamente scoperto, il nostro grande ragazzone, però mi sono accorto che una buona quantità di Getuli, potete vedere, si è radunata proprio nei riguardi di Tignis. Vogliono difendere la loro cittadina al costo della vita. Probabilmente c'erano dei soldati che si radunavano appunto nei pressi della cittadina di Iol, ovviamente appartenente ai Messeili, però sicuramente sono alleati dei Getuli stessi, quindi da questa parte potevamo notare delle unità avversarie. Quindi ecco che si sono radunate tutte all'interno di questo circolo di combattimento, perché ovviamente sono in prossimità di un vero e proprio scontro. Quindi ragazzi, da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo contato che le nostre unità di vincitori di Ubraco, nonostante siano fantastici nel combattimento, ovviamente molto abili nel combattimento corpo a corpo, nelle strategie di guerra davvero memorabili nel combattimento, non ce la possono fare neanche con i guerrieri del Guado. Abbiamo appena 3200 uomini. Da queste parti troviamo imbarcazioni, mura e addirittura delle unità di supporto che provengono dall'altra parte dell'Africa. Quindi da soli ragazzi questa guerra non può essere portata a termine. Questa cittadina deve essere nettamente distrutta con l'aiuto dei nostri alleati. Allora vediamo se possiamo portare avanti un obiettivo di guerra proprio nei riguardi di questa bella cittadina, ovvero la cittadina di, diamo un'occhiata, mi sembra che è la cittadina di Tignis, perfetto, per ultimare la nostra sete di conquista. Benissimo, zoom sul bersaglio, eccolo qua, perfetto. Allora questa deve essere la nostra rampa di accesso per la conquista definitiva. Con i libici vediamo come sta andando la situazione. Allora i rapporti per adesso sono molto amichevoli, però possiamo procedere con una bella alleanza militare. Che ne dite? Maledizione, sempre che continuano a rifiutare. Magari una bella un bel pagamento, magari vediamo un po' di 4600 monetine. Che cosa ne dite ragazzi? Probabilità di successo moderata. Vi offro anche, che cosa abbiamo appunto da questa parte? Maledizione. Ragazzi, dobbiamo tentare con questa carta. Ovviamente 4600 unità d'oro non ci farebbero nessuna differenza, non farebbero nessuna differenza all'interno delle nostre casse. Quindi io direi ragazzi di procedere con 6900 unità. Vediamo che cosa intendono fare. Attenzione, rullo di tamburi. Hanno accettato l'offerta, perfetto. Adesso abbiamo le spalle coperte per quanto riguarda il territorio dell'Africa centrale, centro-settentrionale. Ovviamente con la Libia al nostro fianco possiamo essere davvero ritenuti importanti all'interno del contesto del Mediterraneo. Sarà un vero e proprio alleato, questa alleanza sarà fondamentale per attaccare definitivamente l'impero, anzi Roma, perché siamo un po' lontani dall'epoca dell'impero, contrastare definitivamente tutti i territori che troviamo da questa parte. Voglio proprio dare un'occhiata ai nostri obiettivi. Allora, avevamo l'obiettivo principale in Beniam Viam, che ovviamente ci suggeriva di radere al suolo, però ovviamente non è un'azione che faccio spesso, perché ovviamente non è di mio gradimento. Però dobbiamo sicuramente conquistare la Suebbia e la Germania Magna. Però mi sembra di aver visto anche qualche altra cosa di diverso. Eccola qua, appunto dobbiamo avere il controllo di Cartagine, dell'Italia e ovviamente anche della Suebbia, per ottenere la nostra vittoria militare. Quindi ragazzi, portiamo avanti questo obiettivo, che deve essere l'ultimo obiettivo. Ovviamente gli obiettivi del capitolo sono così degli obiettivi di intermezzo, mentre l'obiettivo più interessante è appunto quello dell'obiettivo ultimo, che deve essere completato al più presto. Ovviamente la Suebbia è un territorio che abbiamo visto in passato non è proprio dalla nostra parte di battaglia, quindi sicuramente deve essere stipulata una nuova guerra proprio dall'altra parte del combattimento. Diamo un'occhiata alla nostra icona, la Suebbia si ritrova proprio dall'altra parte, appartiene a non si sa chi, appunto a qualche popolo appartenente quindi alla tradizione barbara probabilmente del centro Europa, quindi non riusciremo per adesso a gettarci verso questa regione. Prima il mio obiettivo è quello di ottenere il controllo definitivo della penisola italiana. Ovviamente la Sicilia non cercheremo di conquistarla perché ormai appartiene alla Libia, quindi cerchiamo di sbrigare immediatamente il conflitto con i nostri Getuli e lanciamoci immediatamente ragazzi nel combattimento. Allora, prima di continuare con questa nostra sete di conquista, cerchiamo di eliminare definitivamente questa cittadina ovviamente dei ribelli punici. Quanto manca prima della resa? Vediamo un po', mancano ancora, purtroppo il blocco navale continua ragazzi, mi sa che dobbiamo combattere definitivamente questa bella battaglia per portare la vittoria dalla nostra parte. Vediamo di gettarci nel combattimento anche per quanto riguarda questa bella battaglia, una bella battaglia navale, un assedio navale contro unità mai viste. Ovviamente nel 163 a.C. ci sono per adesso battaglie proprio a tutta manetta. Questo sarà un assedio proprio di diverso interesse, perché sicuramente non attaccheremo dalla terra ma cercheremo di sbarcare al più presto contro queste unità.
si vedono che non sono delle unità da schiavi, ovviamente sono state reclutate all'interno di qualche fazione possente, qualche impero centrale, ed ecco che arriva direttamente la pioggia, gli arcieri non possono utilizzare le frecce infuocate, è più difficile appiccare fuoco a navi ed edifici. Ovviamente le unità necessitano più tempo per riposarsi quando sono ferme. Ok, a noi non interessa, però sicuramente può farci comodo perché non abbiamo uomini che utilizzano frecce infuocate, quindi abbiamo solo lanciatori di pietre, come il nostro grande Davide contro Golia, però gli avversari potrebbero avere degli arcieri, potrebbero avere lance infuocate, quindi possiamo utilizzare questo bel meteo per questa sorta di occasione meteorologica a nostro favore. Bene ragazzi, benvenuti all'interno di questa fantastica battaglia, ci ritroviamo al di sopra di una bella imbarcazione, il nostro cetriolo di mare per così dire, appartenente quindi all'epoca passata, il nostro cigno ovviamente insanguinato, eccolo qui, le nostre belle imbarcazioni con questa fantastica polena. Vediamo un po' di lanciarci nel combattimento ovviamente diretto. Allora, ho escogitato un piano per sconfiggere definitivamente i nostri avversari in modo tale da non creare troppi danni alle nostre unità. Allora uomini, tutto a posto, abbiamo ovviamente il controllo dell'unità di Barboni, eccoli qua, un po', sono tutti completamente attivi questa giornata di pioggia dove ovviamente ritroviamo una grande quantità d'acqua al di sopra della nostra testa. Allora vi spiego direttamente la mia strategia di guerra. Allora andando all'interno della nostra sezione di battaglia potete vedere che il porto avversario si esprime, si evolve in tre settori: un settore principale dove troviamo il faro che illumina la zona, un settore est e un settore nord. Avevo intenzione di far sbarcare 3 unità all'interno del settore nord per raggirare gli avversari sotto questa sorta di giro ad angolo retto, potete vedere in questo modo, per penetrare proprio da questa parte, intrattenere gli avversari con queste altre unità di combattenti nel frontone est, sicuramente ottenere il controllo della spiaggia con la nostra unità principale dove troviamo anche il nostro generale da questa parte. Quindi io direi ragazzi che può bastare per adesso, gettiamoci immediatamente nel combattimento, cerchiamo di conquistare immediatamente la spiaggia avversaria. Benissimo, allora iniziamo la nostra battaglia, conduciamo queste unità immediatamente sulla riva, a tutta manetta ragazzi, remate a tutta forza, vediamo di continuare, perfetto. E queste unità cerchiamo di portarle immediatamente sulla spiaggia nemica. Benissimo, le nostre unità di frombolieri verranno intese come delle unità di supporto, cercheranno di pattugliare la zona per bersagliare gli avversari proprio in maniera continua. Attenzione che gli avversari stanno collocando anche delle unità da questa parte, quindi cerchiamo di procedere. Benissimo, allora hanno delle imbarcazioni che stanno cercando di far ritornare a riva ovviamente dei giavellottisti. In questa imbarcazione troviamo solo 3 uomini, appena 3 ragazzoni, 3 moschettieri che cercano appunto di tornare indietro, ecco che approdano nella spiaggia principale, quindi non ci daranno molto fastidio questi uomini. Cerchiamo di arrivare immediatamente da questa parte, i nostri frombolieri li collocheremo direttamente vicino al porto per offrire supporto ai nostri uomini. Eccoli qua. Allora, la truppa nemica si evolve in questo modo: opliti cartaginesi, altri opliti, vediamo un po', pelatasti libici, sicuramente non appartengono a una categoria di elite, altri opliti e sicuramente opliti cartaginesi. Allora possiamo anche continuare a bersagliare da questa parte senza aver problemi con le nostre unità, mentre da quest'altra parte troviamo il gruppo portante degli arcieri. Quindi attenzione ragazzi, cerchiamo di girare un pochino da questa parte perché altrimenti ci distruggono a fur di pietrate. Allora continuiamo ragazzi, stiamo per scendere sulla nostra spiaggia avversaria, continuate a remare a tutta manetta ragazzi, voglio vedere una bella prospettiva dall'alto. Attenzione ragazzi, eccoci arrivati, ecco qua, questa appunto era la zona dalla quale Achille si è messo a parlare ai suoi mirmidoni. Ecco qua sono i nostri cari mirmidoni pronti al combattimento. Da quella parte ci sarà l'immortalità ragazzi che vi aspetta, sono uomini che hanno versato sangue per noi e quest'oggi vedrete un po' di far valere la vostra forza. Peccato che non abbiamo la vela nera proprio per raffigurare Achille stesso. Allora ragazzi, pronti a combattere, da quella parte ci sarà l'immortalità, scudi, spade pronti, andiamo, vediamo un po', il mare sta per terminare, vediamo la spiaggia, gli avversari proprio davanti a noi, negli occhi si cela la loro voglia di combattere, le nostre lance infuocate di rabbia per la conquista di questa bella cittadina. Vediamo se possiamo approdare direttamente su questa bella spiaggia avversaria. Ecco che gli avversari appunto cercano di raggrupparsi sotto un unico gruppo. Attenzione ragazzi, dobbiamo velocizzare anche da questa parte il processo per raggruppare appunto tutti i nostri uomini. Perfetto, continuiamo da questa parte, approdiamo da quest'altra, forza ragazzi, procedete. Allora, da questa parte stiamo scendendo perfettamente a terra, benissimo. Attenti ragazzi che questa battaglia potrebbe essere anche un inganno, potrebbero farci anche secchi, quindi attenzione a come regoliamo le nostre unità, perché sono delle unità di elite e quindi cerchiamo un pochino di regolare la nostra voglia di combattere. Attenzione anche agli elefanti da guerra, ecco i nostri uomini sono arrivati finalmente a riva, sono pronti a schierare la loro forza d'attacco. Avanti ragazzi, eccoli che stanno appunto per scendere, sono pronti gli avversari in questa formazione a falange per così dire. Attenzione che qui non hanno neanche un combattente da tiro,
quindi attenzione ragazzi, eccoli che tentano appunto di far fuoco, eccoli, attenzione, che cosa vogliono fare? Speriamo che non conducono gli elefanti da guerra contro noi stessi, cerchiamo di... eccoli che arrivano, ecco che inizia il combattimento, muro di scudi ragazzi, oh maledizione, oh attenzione, vediamo di attaccarli, attenzione con gli elefanti da guerra contro le nostre unità di combattimento, ce le stanno spazzando via, ce le stanno spazzando, forza ragazzi, cercate di reggere, erano cavalieri, maledizione, continuate, abbattete questi dannati elefanti, abbatteteli ragazzi, da questa parte cosa sta succedendo? I nostri uomini vacillano. Lo so maledizione, penetriamo da questa parte, andiamo, ecco le altre unità che stanno appena adesso per arrivare, ce li stanno facendo fuori ragazzi, maledizione, continuiamo, forza ragazzi, penetrate da questa parte, forza, maledizione, continuiamo, abbiamo la nostra modalità, sono solo delle semplici unità di cavalleria, maledizione, forza da questa parte, avanti ragazzi, avanti, questi dannati elefanti, maledizione, scendiamo da questa parte, forza che ce la facciamo, maledizione, scendiamo ragazzi, forza, tenete duro i nostri grandi uomini qui, i nostri grandi frombolieri, forza che riusciamo a intrattenerli ancora un altro pochino, benissimo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo! No, non fuggite ragazzi, continuate, cerchiamo di procedere anche da questa parte con i nostri altri uomini, benissimo, la battaglia adesso è completamente pari, attenzione, cerchiamo di procedere da quest'altra parte, stiamo cercando di bersagliare la nostra truppa, sta per fuggire, maledizione, continuiamo, cerchiamo di condurre dall'altra parte i nostri uomini, benissimo, scendiamo ragazzi, ancora, la battaglia non è persa, possiamo farcela, attenzione, eccoli che abbiamo da questa parte, altre unità, giavellottisti libici, vediamo di continuare, attenzione, facciamoli fuori ragazzi, li stiamo per eliminare, benissimo, allora da questa parte tutta la nostra unità, vediamo se possiamo condurre da questa parte i nostri uomini, attenzione, continuiamo a procedere, bene ragazzi, scendete immediatamente a terra, anche voi frombolieri, mettetevi da questa parte, dobbiamo proteggere la nostra unità principale, ok, facciamoli immediatamente fuori, attenzione voi da questa parte ragazzi, uccideteli, vediamo di raggrupparci per bene, ok, altri opliti cartaginesi che rompono le scatole da questa parte, benissimo, cerchiamo di eliminarli, eccoli che stiamo arrivando alla nostra unità d'attacco, sta arrivando, vediamo di eliminare anche questi altri pelasti, attenzione ragazzi, non così, cercate di radunarvi per benino, maledizione, torniamo un attimo indietro ragazzi, non possiamo fare così, dobbiamo tornare un attimo indietro sul fuoco ovviamente coperto dei nostri uomini, dei nostri lancieri e dei nostri opliti, ok, altri opliti cartaginesi, continuate a far fuoco ragazzi, proprio da questa parte, perfetto, attenzione, altre unità da combattimento, perfetto, vediamo di eliminare anche queste altre unità, torniamo un attimino indietro, perfetto, da questa parte siamo riusciti ad eliminarli, perfetto, vediamo un po' di attirarli, di chiuderli ragazzi a tenaglia, attenzione, eccoli, dobbiamo combattere sotto il fuoco dei nostri uomini principali, mettiamoci da questa parte, attenzione, cerchiamo di condurre la nostra unità proprio da quest'altra parte, benissimo, li stiamo conducendo proprio dove vogliamo noi, speriamo che funzioni ragazzi, ecco che arrivano, continuate, combattiamo, giriamoci ragazzi, maledizione, combattiamo la nostra abilità frenesia attivata, forza voi da qua dietro, continuate, questo è il nostro combattimento ideale, forza ragazzi da qua dietro, perfetto, continuate a far fuoco, forza, continuiamo, benissimo, anche da questa parte, maledizione, ci stanno per chiudere, continuiamo, altri opliti, dobbiamo condurre da questa parte, perfetto, blocchiamoli da questa parte, continuiamo, scendiamo nel combattimento pieno, il nostro generale è attiviamo cacciata, grido di guerra, ispiriamo le nostre unità principali, forza ragazzi, alziamo il nostro stendardo, forza, maledizione, dov'è il generale? Dov'è? Eccolo, ispiriamo i nostri uomini, ispiriamo i nostri uomini, gettiamo gli avversari a terra, forza che ce la facciamo, non sta volgendo a nostro favore, non portare sfiga, maledizione, avanti da questa parte, forza che ce la stiamo facendo ragazzi, sbarcate a terra, avanti che ce la stiamo facendo, intratteniamoli da questa parte, avanti, maledizione, sono stati molto duri questi dannati ribelli, cioè sono molto più abili di un esercito regolare, ovviamente i volontari ben addestrati sono migliori di qualsiasi altra cosa perché combattono con i valori della loro popolazione, con i valori quindi del loro esercito e sono davvero molto più pericolosi di un semplice esercito regolare che combatte solo per denaro, ovviamente nient'altro, rispetto, quindi sicuramente dobbiamo gettarli a terra ragazzi, continuiamo, adesso possiamo addirittura perdere il combattimento, questi sono opliti cartaginesi molto più complicati dei nostri combattenti passati, scendiamo a terra ragazzi, maledizione, dobbiamo aiutare i nostri uomini, eccoli al combattimento, perfetto, siamo riusciti ragazzi a vincere questa battaglia però con molte incertezze, una vittoria di misura, vi do ragione perché ovviamente i ribelli come ben sapete sono molto più impegnativi delle truppe regolari, combattono con i valori della propria popolazione, quindi li hanno fatti valere fino alla fine, ci hanno ucciso 1000 uomini ragazzi, cioè ci hanno ucciso 1000 unità, il primo esercito che è approdato nella spiaggia principale è stato fatto fuori
proprio in una maniera unica, e quindi questa volta cercheremo di saccheggiare questa bella provincia, anzi, visto che mi ha fatto arrabbiare parecchio, la raderemo al suolo, distruggendo tutto quello che si ritrova al suo interno. Benissimo, allora abbiamo distrutto qualsiasi cosa che c'era appunto al suo interno, diventerà una cittadina nuova appartenente all'impero icenico. Ovviamente una battaglia molto particolare, eravamo appunto sul punto di perderla, però ce la siamo cavata molto bene. Allora, vediamo un po', costo di riparazione, convertiamo il nostro edificio in un bel edificio barbarico, perfetto. Ovviamente anche questa zona vediamo di renderla una zona, vediamo un po', questa è una zona molto particolare, vediamo di crearla adibita quindi vediamo un po', un porto, addirittura un costo. No, maledizione, non volevo. Ecco, sempre i soliti errori. Allora, vediamo un po'. Io non vorrei collocare un porto da questa parte, perché il nostro porto principale deve essere appunto nella cittadina di Tarraco. Quindi vediamo un po' di creare da questa parte esclusivamente un porto possiamo collocare, maledizione. Quindi vabbè, vediamo di convertire il tutto in una vera e propria zona appunto per le imbarcazioni. Però cerchiamo anche di creare una zona agricola da queste parti, per ovviamente utilizzare la nostra agricoltura nella maniera migliore. Accompagniamo il tutto anche da un ottimo edificio religioso per aumentare l'ordine pubblico. Perfetto, ragazzi, abbiamo ultimato ovviamente anche la conquista della cittadina di Bossim con molta tenacia, molta forza. Adesso ci lanceremo all'interno dei prossimi gameplay nella conquista della cittadina più complicata dell'intera nostra campagna, ovvero la cittadina di Tignis. Come potete ben notare, abbiamo presente una grande quantità di unità avversarie che saranno difficili da buttare giù. Il nostro segalosso qui, vediamo se possiamo gettarlo in un bel combattimento, magari possiamo assassinare qualche unità avversaria. Amico mio, vediamo se riusciamo a manipolare questo bel mercenario, sarebbe davvero un'impresa fantastica. Vediamo un po', dai che ci riusciamo, amico mio, abbiamo il 7% di possibilità. Agente nemico ostacolato, ci siamo fatti valere. Bene, e abbiamo guadagnato anche un ottimo punto abilità, mi sembra. Purtroppo no. Bene, fatemi sapere, ragazzi. Eccolo, mi sembra infatti l'avevo visto bene. Perfetto, creiamo il nostro amico sempre più abile nel ovviamente continuare a uccidere, assassinare e ovviamente avvelenare gli avversari. Benissimo, quindi ragazzi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, poiché abbiamo per adesso ultimato la nostra sete di conquista. Continueremo all'interno del prossimo gameplay nella distruzione definitiva dell'impero getulico e ci lanceremo poi in seguito in tutto quello che abbiamo detto, ovvero nella conquista diretta degli altri territori appartenenti all'Africa del Nord. Date un'occhiata che figo questo territorio, proprio la Libia ormai si è estesa fino all'antico Egitto. Guardate un po' il suo territorio quanto è vasto. Ovviamente noi stessi stiamo rappresentando uno degli imperi appunto più potenti, degni di nota all'interno della sezione principale europea. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi.